Garantito. Tragico destino per una maestra 62enne investita e uccisa dall'auto condotta da un anziano sul Terraglio. I suoi alunni l'hanno aspettata invano a scuola alla Favorita, dove non è mai arrivata. Incastrato dalle foto sul telefonino che lo ritraevano sorridente con la marijuana in mano, arrestato un 33enne di Mestre, in garage un arsenale di pistole e coltelli. Niente più profughi a Conetta se la Lega vincerà le elezioni, è la promessa dei candidati veneziani del Carroccio alle politiche del 4 marzo. L'ex vice sindaco Mognato, candidato di Liberi e Uguali, sfida PD e centrodestra su Porto Marghera, basta vuote promesse, serve una vera politica industriale. Rivoluzionaria operazione all'ospedale di Portogruaro, dove una paziente di 75 anni sono stati rimossi organi affetti da tumore per la prima volta in anestesia locale. Dagli anni 30 non si perdeva una partita, si è spenta a 101 anni Licia Antonini, conosciuta come Nonna Reyer. Nel 2016 festeggiò il centenario al Taliercio. Al via domani il Mestre Street Carnival Show, che vedrà oltre 250 artisti di strada invadere la terraferma. Musicisti, acrobati ed attori daranno spettacolo per 8 giorni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca. Si è verificato un grave incidente questa mattina lungo il Terraglio. A perdere la vita, travolta da un'auto, una maestra 62enne, insegnava da 40 anni alle elementari della Favorita. Stava attraversando il Terraglio per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata al lavoro, come faceva tutte le mattine da 40 anni, ma al capolinea di Preganziol Anna Michelin non è mai arrivata, travolta dalla vettura condotta da un ottantenne. Sono le 7:15 del mattino, è ancora buio e piove forte. In centro a Preganziol c'è traffico sul Terraglio e Anna Michelin, 62 anni, decide di attraversare senza arrivare sulle strisce. L'automobilista non la vede e la colpisce in pieno. Abbiamo sentito il rumore, questo tonfo sordo così, che sinceramente mia moglie fa: c'è stato un incidente? No, non è un tamponamento o un incidente, è un tonfo che hanno preso qualcuno. Il commerciante ed alcuni passanti prestano i primi soccorsi, chiamano il 118, l'ambulanza arriva poco dopo. Le condizioni di Anna Michelin appaiono subito gravissime. La donna viene trasportata all'ospedale di Treviso, dove spira poco dopo il ricovero. La notizia della tragedia si diffonde rapidamente in paese. Sotto shock il marito, allarmato perché la moglie non risponde al telefono. Ho telefonato, non mi rispondeva, dopo un certo momento mi ha risposto quello del pronto soccorso, perché sentiva suonare in continuazione il telefonino, e mi ha detto che era lì e di precipitarmi subito lì. Sono andato Un dramma che ha sconvolto la famiglia della donna, che oltre al marito lascia i 2 figli, Matteo e Chiara, ma anche il quartiere della Favorita, Mestre, dove Anna Michelin, per tutti la maestra Anna, insegnava da 40 anni. Una vita trascorsa tra i banchi, memoria storica dell'elementare Fusinato. La maestra lascia un vuoto incolmabile. Sconvolte le colleghe, che alla notizia della tragedia hanno cercato di tutelare i bambini dallo shock. L'aspettavano per la prima ora stamane, ma la maestra non è arrivata. Ne arriverà più. Una scuola piccola, come una famiglia, dicono le altre insegnanti, ed Anna Michelin era la colonna portante. Amava il suo lavoro, i bambini, una donna solare che sapeva portare la sua allegria e voglia di vivere sul lavoro, come tra le amiche. Le mancava ormai poco ad andare in pensione e pregustava il tempo libero che avrebbe avuto per dedicarsi ai viaggi, alla cucina e a tutte le passioni che aveva, dopo aver dedicato tanti anni alla scuola e a generazioni di bambini. Un tragico destino non glielo permetterà. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Sulla tragedia sarà ora la procura a chiarire le responsabilità, aprendo a carico dell'automobilista un fascicolo con l'accusa di omicidio stradale. Incastrato dalle foto nel cellulare che lo ritraevano con la marijuana in mano, la squadra mobile ha arrestato un 33enne. Un mestrino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e rapina, è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di armi, droga di vario genere e sostanze da taglio. È stato fermato in via Cappuccina Mestre alla guida della sua auto mercoledì pomeriggio dai poliziotti del reparto prevenzione crimine di Padova per un controllo. Nel bagaglio aveva dei bidoni che emanavano un forte odore di marijuana, ma determinante è stato l'intuito degli agenti.
Oltre a notare le tracce di stupefacente, sono riusciti a vedere alcune immagini all'interno del cellulare del soggetto dove veniva ritratto con delle grosse quantitativi di stupefacenti. Da qui la perquisizione domiciliare con l'ausilio degli agenti del commissariato di Mestre in quartiere Pertini. Nel garage, lo stesso in cui il 33enne si era fatto le fotografie, è stato trovato di tutto. A casa un deposito di tutto di più, nel senso che da un'arma rubata poi aveva diciamo anche delle sostanze che stiamo indagando e stiamo facendo accertamenti che sicuramente sono da taglio ma potrebbe essere dell'altro, aveva poi diciamo anche una pistola senza tappo rosso finta, una maschera, aveva dei guanti, c'è tutta attrezzatura che si può utilizzare benissimo per fare furti. Poi aveva tutto ciò che poteva essere utilizzato per confezionare sostanza stupefacente. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti per stabilire se sia stata utilizzata per commettere reati. Il 33enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa dell'udienza di convalida. I reati contestati, oltre alla detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, sono ricettazione dell'arma rubata con possibili pene pesanti vista la recidiva. Ed ancora cronaca, un quarantenne di origini napoletane con precedenti è stato denunciato dai carabinieri di San Donà di Piave per aver tentato alcune truffe nei confronti degli anziani. L'indagine ha preso il via dalla segnalazione al 112 di alcuni cittadini avvicinati in casa da uno sconosciuto che si qualificava come appartenente al Tribunale di Udine. L'uomo avrebbe raccontato poi di presunti incidenti stradali occorsi ai congiunti degli stessi anziani, chiedendo il pagamento di una penale e spiegando che di lì a poco si sarebbe presentato un suo delegato. I carabinieri si sono recati sul posto ed in breve hanno fermato il presunto truffatore. Portato in caserma per l'identificazione, gli investigatori hanno scoperto che si trattava di una persona già giudicata in passato e denunciata più volte a Venezia e Treviso per truffa. Addosso aveva un tesserino falsificato del Tribunale di Udine che i militari hanno sequestrato, denunciandolo anche per ricettazione. Con sé l'uomo aveva anche un biglietto aereo di andata e ritorno in giornata per l'aeroporto di Napoli. Per il quarantenne è stata avanzata la richiesta del foglio di via per l'allontanamento dal Veneto. Ed ora la politica, niente più profughi a Conetta se la Lega vincerà le elezioni, è questa la promessa dei candidati veneziani del Carroccio alle politiche del 4 marzo. Punta sulle donne la Lega Nord per conquistare i suoi 2 collegi uninominali in provincia di Venezia. A partire da quello del capoluogo, dove a rappresentare il centrodestra ci sarà l'ex assessore provinciale Giorgia Andreuzza. L'impegno che io avrò sarà davvero notevole, cioè quello di portare appunto tutte quelle istanze a Roma e creare soprattutto una filiera tra quello che è il Comune, la Regione Veneto e il Governo, che credo sia la chiave vincente per rendere Venezia competitiva. A Chioggia corre invece Chetti Fogliani, imprenditrice e vice sindaca di Portogruaro, che promette la chiusura del campo profughi a Conetta se la Lega farà parte del governo. Un centro con 1300 persone di varie etnie, non è semplice da gestire, abbiamo visto poi che comunque ci sono degli interessi anche economici sotto, adesso ci sono delle indagini in corso anche sul centro di Conetta e vediamo che cosa succederà, perché ovviamente noi non possiamo sapere quali sono i percorsi giudiziari, però devo dire che è un problema grosso e che tocca una piccola città come Cona, che direi che ne ha già abbastanza di problematiche. Accanto a loro nel listino plurinominale per la Camera vi sono Nadia Pizzol, consigliera comunale a Marcon, il veneziano Alex Bazzaro e il segretario provinciale Sergio Vallotto, che assicura: le polemiche sulle candidature sono già dietro le spalle, stiamo tutti lavorando insieme per garantire alla Lega un grande risultato. Certamente magari qualcuno che è rimasto fuori ha avuto qualche mal di pancia, ma almeno nella mia provincia, dopo il direttivo di ieri sera, che ci siamo guardati in faccia e chiariti, siamo pronti per correre veramente, come dice Luca Zaia, pancia a terra per vincere questa annata elettorale. Ed ancora la politica, l'ex vice sindaco di Venezia Michele Mognato, candidato ora di Liberi e Uguali, sfida PD e centrodestra su Porto Marghera. Abbiamo aree industriali importanti come quelle di Marghera che non possono essere in nessun modo operazioni messe nelle condizioni di poter fare solo operazioni immobiliari, anzi noi siamo contrari a operazioni immobiliari che scacciano il lavoro, che scacciano l'industria. Candidato alla Camera per Liberi e Uguali nel collegio uninominale di Venezia, l'ex vice sindaco Michele Mognato sfida gli avversari su Porto Marghera. Noi nella nostra città abbiamo alcune eccellenze. Penso alla Ficantieri, penso alla Pilkington che ha riaperto, penso ad alcune realtà produttive di Marghera dei chimici, adesso
alcune innovazioni ci sono, però dobbiamo investire un po' di più. Abbiamo 107 ettari che sono importanti per la nostra città e c'è ancora un rimpallo tra il Comune e lo Stato che non fa accordi con l'ENI, che non cedono le aree, e sono aree che devono essere destinate a attività produttive. Quello che manca, sostiene, è una vera politica industriale a livello italiano, fatta di investimenti per creare un ambiente favorevole alle imprese. Se sarò eletto, promette, un'altra parte importante del mio lavoro riguarderà la salvaguardia di Venezia, negli ultimi anni colpevolmente trascurata. Venezia non è solo il Mose, non sono le opere alle bocche di porto, ma è anche l'ecosistema, la salvaguardia della laguna, che riguarda non solo Venezia ma tutti i comuni che sono fronte laguna, quindi il tema dell'ambiente. Ed ancora con la politica, ospite di 20 e 10 ieri sera Stefano Serena, presidente del Mestre Calcio e candidato con Fratelli d'Italia. Sentiamo. Ognuno di noi credo abbia una responsabilità civile e morale e quindi mi piacerebbe molto mettermi in discussione anche da questo punto di vista. Mi dice una cosa del programma di Giorgia Meloni che l'ha colpita in questi anni o comunque quello che è stato steso adesso insieme al centrodestra? Ma di Giorgia Meloni mi colpisce innanzitutto la persona, cioè la franchezza e la schiettezza, non è una persona che scende a compromessi, diciamo che ci vedo abbastanza in lei dal punto di vista caratteriale. Io l'unica cosa che posso dire, al di là dei temi o al di là degli slogan, che francamente lascio volentieri agli altri, ciò che ha bisogno il nostro paese, a mio avviso, è la concretezza. Questa è l'unica cosa che mi sento veramente di portare e eventualmente dovessi essere eletto giù a Roma. Secondo lei c'è, guardando anche all'attualità, ascoltando quello che si dice, cioè, soprattutto nel vostro indirizzo si racconta di un programma irrealizzabile, no? Con tutti quei soldi, 270 miliardi, tutto non si potrà fare o non si potrebbe fare. Ma se si pensa di non riuscire a far nulla, nulla si potrà fare. Poi, per carità, tutto può essere secondo me modificabile nel tempo laddove ti accorgi che le cose non sono realizzabili, però l'importante è prendere una strada e cercare di portarla a termine, insomma. E torniamo a Venezia. Dopo la parziale distensione nelle scorse settimane torna altissima la tensione tra amministrazione comunale e dipendenti sulle trattative per il nuovo contratto. Sindacati all'attacco dell'amministrazione comunale veneziana, che alcuni giorni fa ha respinto la proposta di conciliazione del Tribunale sull'avvertenza coi dipendenti. Una scelta grave di cui il sindaco dovrà prendersi la responsabilità, commenta il segretario della funzione pubblica della CGIL Daniele Giordano. Il giudice aveva chiesto al comune di disdire il contratto decentrato firmato nel 2017 con la sola CISL, ricevendo risposta negativa. L'amministrazione ha sostenuto di non essere in grado di svolgere eventi importanti come il carnevale di questi giorni o altre manifestazioni, cosa dal nostro punto di vista priva di fondamenta, perché già nel 2016 questa giunta ha fatto eventi senza avere un contratto decentrato. La spiegazione quindi non regge, sostengono i sindacati, le vere motivazioni sono ben altre. La volontà è mantenere in piedi un contratto firmato con la sola CISL, un contratto che i lavoratori non hanno voluto e che hanno bocciato, e che è un contratto che, come vediamo dalle difficoltà dei servizi anagrafe, delle scuole o da altri importantissimi settori dell'amministrazione, non risponde non solo alle esigenze dei lavoratori ma nemmeno a quelle della cittadinanza. Le relazioni tra il sindaco Luigi Brugnaro e i rappresentanti dei lavoratori dopo un 2017 ad altissima tensione avevano segnato un miglioramento a inizio anno con la riapertura delle trattative, ma ora sembra si sia ritornati al punto di partenza. Questa era l'occasione per riprendere un proficuo confronto e evidentemente Brugnaro preferisce lo scontro, ma dobbiamo ancora una volta ricordargli che non è il padrone di un'azienda ma il sindaco di tutta la città. Il prossimo incontro tra le parti è convocato per mercoledì e i lavoratori lanciano l'ultimatum. Se non ci saranno risposte nella trattativa del 7, per noi sarà l'ultima, perché non c'è più tempo e i lavoratori non hanno più tempo da perdere e salario da perdere come questa città non ne ha più e chiede servizi più efficienti e di qualità. E adesso ancora la questione migranti con il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che torna a lanciare un appello alla comunità nel nome della solidarietà e dell'accoglienza.
Il Patriarca di Venezia torna a parlare di solidarietà, richiama l'attenzione sui più deboli e ora, con l'ennesima manifestazione dei migranti dei giorni scorsi, come a novembre, torna a encomiare quanti si impegnano e si mobilitano a favore della dignità della persona. Saper declinare nel suo stile di vita il principio della solidarietà, il principio della persona, il principio del rispetto alla vita, del bene comune, della giusta sussidiarietà, che è compimento di una solidarietà che non è un semplice assistenzialismo. Il presole ammonisce e torna a chiamare in causa la vera sfida a cui nessuno si può sottrarre, ovvero quel progetto di inclusione e di assistenza verso l'altro, nessuno escluso, puntualizza. È un andare incontro a chi può essere più fragile e nello stesso tempo in modo responsabile da parte delle comunità, delle collettività, delle famiglie e dei soggetti. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. Restate con noi, tra pochissimo la sanità con un eccezionale intervento chirurgico realizzato all'ospedale di Portogruaro. Rieccoci in diretta con il TG di Venezia. La sanità, operata di tumore con sedazione locale, ha parlato per ore con l'equipe. È accaduto all'ospedale di Portogruaro. Un intervento chirurgico tradizionale a cielo aperto sull'addome per asportare gli organi di una paziente 75enne colpiti da tumore. Per la prima volta le equip di 2 unità operative, anestesia e urologia dell'ospedale di Portogruaro, hanno modificato la consueta tecnica chirurgica e anestesiologica con sedazione cosciente. È la prima volta che viene fatto nella nostra azienda grazie a una collaborazione e l'affiattamento estremo tra l'anestesista, tra l'equipe anestesiologica e l'equipe chirurgica. Con questo tipo di sedazione, indicata soprattutto per chi non è in buone condizioni fisiche, il paziente rimane sveglio durante l'intero intervento. Per la durata di 4 ore la paziente ha infatti potuto conversare con il personale medico. La paziente era tranquilla, poteva parlare con noi, anzi gli chiedevamo se lamentava qualche disturbo. La signora ha detto assolutamente di no. Siamo andati avanti per più ore e anche chiedendo alla signora di dov'era, cosa faceva, che lavoro aveva fatto. Insomma, è stata una cosa, diciamo, estremamente stimolante. Al termine dell'operazione la signora ha recuperato velocemente, dopo qualche ora leggeva già il giornale ed è stata dimessa in breve tempo. Ed ora la pagina dedicata al Carnevale. In attesa del volo dell'Angelo, domenica in piazza San Marco, oggi sono state presentate le numerose iniziative del Carnevale in terraferma. Un carnevale che racchiude in sé tutte le belle esperienze dei territori, le mette finalmente a regia unica, con una grande qualità anche di creatività e di riflessione artistica all'interno, quindi un cartellone che tiene insieme il carnevale storico, quello di Venezia, ma tiene insieme anche il carnevale dei territori, da Marghera a Zelarino, i carri, un carnevale pop, e poi un carnevale che a Mestre trova la sua esplosione animalesca e artistica con gli animali, con gli artisti di strada, col circo, con il circo anni 20, quindi un circo romantico, e avrà in Mestre il centro anche di una serie di attività straordinarie che consentiranno alla città di popolarsi. Anche oltre il centro storico. Ce n'è davvero per tutti i gusti in questo carnevale diffuso, le cui numerosissime iniziative sono state presentate a Mestre. Il programma del carnevale è come una grande matrice, un foglio enorme dove ci sono vari territori e varie proposte che vanno dalla cultura, vanno dagli spettacoli per i bambini, vanno dai grandi spettacoli di piazza, la musica e quant'altro. Quindi innanzitutto suggerirei ai nostri telespettatori di consultare il nostro sito www.carnevale.venezia.it, perché chiaramente solo lì si può trovare nel dettaglio tutta la grande programmazione che facciamo. Però vorrei sottolineare che appunto la terraferma e tutte le sue articolazioni vede una ricca proposta e offerta di spettacoli, e non solo fermi in alcuni luoghi, ma che spazi di territorio in territorio per accontentare davvero tutti in grande stile. Carnival Street Show a Mestre
il 3 e il 4 e dall'8 al 13, quindi una offerta diffusa con come filo conduttore il circo. Ricordiamo la sfilata di carri allegorici a Marghera il 10 febbraio e quella sempre di carri allegorici, Carnevale dei ragazzi, il 13 febbraio, cioè il martedì grasso a Zelarino. Chiaramente poi il carnevale viene declinato anche in altre zone del territorio, come può essere il Parco Piraghetto, Malcontenta, Favaro, Campalto, Chirignago e Trevignano. Lutto nel mondo del basket veneziano, la tifosa più anziana dell'Umana Reyer si è spenta a 101 anni, il ricordo dello staff orogranata. Prima giocatrice, poi tifosa. Si è spenta a 101 anni Licia Antonini, la tifosa più anziana dell'Umana Reyer. C'è stato un grande dispiacere quando abbiamo preso la notizia ieri, ci hanno comunicato, è stato veramente una cosa che ci ha colto di sorpresa, anche se Licia aveva un'età avanzata, però era fresca come una rosa, era una tifosa vera, era una persona speciale. E io l'ho conosciuta un paio d'anni fa, sono andato a trovarla a casa quando ha compiuto 100 anni ed è stata veramente una sorpresa, sapeva tutto, conosceva tutto, seguiva, era veramente informata ed era presente in tutte le situazioni. Nonna Reyer, così era soprannominata, aveva militato tra le fila orogranata tra il 1932 e il 1938, poi era rimasta attaccata ai colori della propria città. Ha festeggiato il 100° compleanno al Tagliercio il 9 agosto 2016. Sicuramente ci sarà un tributo, un saluto prima della partita con Brindisi, è doveroso anche perché so che ci teneva, ci ha tenuto anche a ritirare la maglietta dei 100 anni qui al Taglierce, quindi per noi sarà sicuramente un impegno al quale dedicheremo del tempo e dello spazio prima della partita. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ancora condizioni di tempo perturbato sul Triveneto, sarà un sabato all'insegna delle piogge, ma con tendenza comunque al miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con piogge diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e con deboli nevicate sui settori alpini, possibili miste a pioggia anche sul Rodigino. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature massime tra 2 e 6 gradi, valori minimi tra -2 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con piogge diffuse generalmente di debole intensità, locali nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine fin sulle prealpi, ma migliorerà entro la serata. Temperature massime tra 3 e 5 gradi, minime tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile con qualche precipitazione sui settori meridionali del Trentino, anche a carattere nevoso a bassa quota sul resto della regione. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo. I venti forti nord-orientali sulle zone costiere, moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.